Salve a tutti e benvenuti in questa nuova esplorazione. Ci troviamo a Requaro, in località La Guardia, sulle pendici che portano a Campogrosso. In questi boschi di faggio e di abete rosso c'è qualcosa di veramente unico. Che cosa, Massimo? Le mole. Che cosa sono le mole? Le macine dei mulini. Praticamente qui un tempo era rinomata le attività per l'estrazione delle macine. Quindi andiamo? Ah, vediamo. Andiamo, seguiteci. Ora prendiamo questo sentiero, chiamato anche strada di Molari, dove un tempo i molari scendevano a valle con dei carri detti nace. Erano delle massicce slitte in legno che con fatiche e rischi da affrontare dovevano affrontare queste discese. E siamo anche vicini al vecchio confine austriaco, antiche vie percorse dai contrabbandieri fino agli inizi del Novecento. Sai cosa trasportavano? Tabacco, alcol, armi. Facevano da spoglia tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Capito? Siamo finalmente arrivati alla cava. E notiamo i segni degli scalpelli che i molari scolpivano la roccia. Qui possiamo vedere proprio la fase dove veniva estratta. Qui venivano messi dei cunni in legno nelle fasi finali, inseriti e imbevuti di acqua, facendo scoppiare la roccia. Si può vedere un antico mortaio in pietra o forse una piccola molitura. Questa ruota, Massimo, vedi? Questa era una macina, non si sa come mai è stata lasciata qui. Forse a causa della scarsa qualità della pietra il lavoro non andò a buon fine. Raggiungiamo il punto più alto. Busse scure, qui ci sono altre macine da vedere. Nel territorio requarese, fin dal Cinquecento, si estraevano le mole. Ci sono alcuni documenti che riportano che c'erano 50 molari, quindi vuol dire un centinaio di lavoratori sul cantiere. Vogliamo lasciarvi per un attimo con queste immagini, con un ricordo per questi lavoratori
che hanno faticato e lasciato anche la vita per scolpire, estrarre e trascinare queste molie. Un lavoro oggi inimmaginabile con questi poveri mezzi a disposizione e la sola forza delle braccia. Molari che erano un sintomo di forza, di tenacia e di intelligenza per risolvere tutti i problemi. È un orgoglio del nostro passato. Poi le molie partivano verso la Val del Lagno, verso le campagne di Vicenza, Treviso, Padova, Dolio. Quindi prendevano posto dove, Massimo? Nei mulini a macinare il grano. Bravo. E purtroppo queste sono rimaste qui, non si sa il perché, però sono sempre belle da vedere. Sì. Se il video vi è piaciuto, Lasciate un like. iscrivetevi e a presto per nuove esplorazioni. Ciao!